Nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, la Giunta regionale siciliana ha approvato la seconda linea dell'idea progettuale dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa, che prevede il riassetto dei rispettivi centri urbani con una richiesta complessiva di finanziamento di 30 milioni di euro. Sentiamo il sindaco Carmelo D'Angelo del comune di Ravanusa, scelto quale comune capofila. Si tratta di una occasione importante per il nostro territorio e in particolare per i comuni di Palma di Montechiaro, di Licata e di Ravanusa, che si sono messi assieme per presentare questo progetto, anzi due progetti che abbiamo sottoposto all'attenzione della Regione siciliana per partecipare a questo bando nazionale del Ministero delle Infrastrutture sulla qualità dell'abitare. La Regione aveva la possibilità di presentare 3 istanze e ha scelto per 2 di queste di sposare i progetti del nostro comprensorio, dove il comune di Ravanusa è capofila. Si tratta di un'occasione importante, speriamo ora in un proseguo positivo al Ministero delle Infrastrutture per riqualificare il nostro centro urbano e dare maggiore possibilità ai nostri concittadini di vivere in zone e quartieri efficientati e sicuramente migliori di quelli che sono oggi. Ecco, in particolare avete individuato delle zone specifiche del vostro territorio? Sì, essendo un finanziamento che potrebbe arrivare a 30 milioni di euro, quindi sono 10 milioni per ogni comune. Per il comune di Ravanusa abbiamo individuato parte del centro storico fino ad arrivare alla zona di San Michele, che in questo momento è già oggetto di riqualificazione attraverso un finanziamento che abbiamo ricevuto dall'assessorato regionale delle infrastrutture, quindi una grossa fetta del centro urbano che potrebbe essere riqualificata e rivissuta, perché negli anni a causa anche delle case fatiscenti che ci sono ha subito un abbandono e la gente si è spostata in periferia, quindi un rivivere il centro urbano e il centro storico che significa ridare vita anche alle nostre comunità. So che avete avuto un incontro in prefettura sul tema della sicurezza, ecco, cos'è che è emerso e brevemente quali sono le soluzioni a cui siete addivenuti, Sindaco? Ma oltre all'incontro in prefettura c'è stato anche un sopralluogo sulla SS 557, teatro di diversi incidenti negli ultimi anni, purtroppo molti mortali, dove hanno perso la vita tanti giovani anche di Ravanusa. Nel breve termine sarà modificata la segnaletica, sarà ridotto il limite di velocità, saranno fatte le bande sonore, quindi dei dissuasori per invitare i cittadini a diminuire la velocità, e ci apprestiamo a firmare una convenzione con il comune di Campobello per un servizio congiunto delle polizie municipali anche per l'utilizzo dell'autovelox, per evitare che si possa correre con le auto e quindi creare altri incidenti e quindi altri morti, che sinceramente sono notizie che non vorremmo più avere e dare ai nostri cittadini, perché sono giovani vite che vengono spezzate e famiglie che perdono i loro cari.